Mercoledì 14 giugno 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Gazzettino di Belluno. In primo piano una bella notizia che riguarda la provincia bellunese: donazioni sangue Belluno capitale, tra il capoluogo e Feltre quasi 15.000 in un solo anno, e le sacche dai bellunesi vanno in aiuto di sardi e veneti. Ma anche i centri trasfusionali soffrono della carenza di medici, ne mancano 4, sotto organico pure il personale tecnico. Con oltre 14.739 donazioni in un anno, l'USL 1 Dolomiti vanta un primato in regione e conta una percentuale di donatori elevata rispetto al resto della realtà veneta, e non solo. Con le sue sacche di sangue il bellunese va in soccorso delle altre USL venete e anche della provincia sarda di Cagliari. Punto dolente anche in questo campo è l'organico. Attualmente sono 30 le persone di vari profili professionali che ruotano intorno ai centri trasfusionali provinciali, mancano 4 medici e anche il personale tecnico. L'approfondimento di Scarton lo troverete a pagina 2. Fatto di cronaca: cocaina in città, la polizia arresta uno spacciatore, in manette un 48enne marocchino in possesso di 60 grammi, 200 dosi. Non si ferma lo spaccio in città, parliamo ovviamente del capoluogo. La cocaina continua ad essere presente sulle piazze veronesi, a girare e ad essere richiesta. Lo dimostra l'ultima operazione degli agenti della questura, che hanno arrestato per spaccio di droga un cittadino marocchino in possesso di 60 grammi di sostanza. L'uomo, un 48enne, si trova attualmente nel carcere di Baldenic. E sempre dal capoluogo, furti in città, banda friulana in trasferta. Tutto è nato dalle indagini per furti in Friuli. È così che è emerso che quella banda sarebbe quella di ladri trasfertisti che ha agito anche a Belluno. La foto di copertina è invece dedicata alla Ferrari vincente a Le Mans. Il segreto è lo chef Agordino. Della iBox Ferrari della 24 ore di Le Mans, i piatti del cuoco falcadino Nicola Ganza hanno incantato tutti. Lo chef ha preparato un menù tipicamente italiano, molto apprezzato dai 250 tra piloti, ingegneri e meccanici. Ed ecco appunto un primo piano del cuoco Agordino a fianco del bolide Ferrari che ha vinto l'edizione di quest'anno della 24 ore di Le Mans. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: Belvedere, il progetto del rilancio, riqualificazione Piazza Castello e Belvedere, il cantiere parte quest'estate. Notizia sempre riferita al capoluogo. Longarone, scoppio all'Ecorav, sciopero. La risposta dei lavoratori dopo l'incidente all'Ecorav a Villanova non si è fatta attendere. Per ribadire la necessità di tenere sempre alta l'attenzione sul tema della sicurezza, l'Assemblea all'unanimità ha proclamato un'intera giornata di sciopero. Venerdì dalle 7:30 verrà composto un presidio di dipendenti davanti all'azienda, dove lunedì verso le 14 era stata sfiorata la tragedia. Christian Sacchetti, 48 anni, sta meglio ma resta ricoverato a Verona. Dal medico per un controllo, muore in ambulatorio. Era andato dal medico per un controllo, niente di preoccupante, ma sulla soglia dello studio si è accasciato a terra, fulminato da un malore improvviso. È morto così ieri verso mezzogiorno Alessandro De Rigo, classe 1952 di Costalissoio, già professore di educazione fisica, noto in tutto il Comelico anche per il suo impegno nello sport. Inutili gli immediati tentativi di rianimarlo. Immediatamente quanto accaduto nell'ambulatorio di via Dante Alighieri di Santo Stefano si è diffuso in tutto il Comelico. I suoi sono stati lunghi decenni di contatti ed affiancamento agli alunni frequentanti le scuole medie, in particolare da Candide a Sappada. E vediamo appunto un primo piano di Alessandro De Rigo, classe 52 di Costalissoio. Alpini nel capoluogo, raduno alpino triveneto, primi arrivi, Mauro da Verona con la bici Sidecar. L'approfondimento vi aspetta a pagina 5. E ancora altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Si è spento ieri Ferruccio Franzoia, l'architetto che scoprì la statua dell'Esculapio. Calcio, Dolomiti, esordio sul mercato, preso il centrocampista Mattia Tardivo. E ancora Feltre, nuovo Negrelli, la giunta, progetto calato dall'alto. Nell'approvare una deroga al permesso di costruire, l'amministrazione ha lamentato l'assenza di coinvolgimento del territorio. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso la notizia in primo piano è di carattere nazionale e riguarda la scomparsa di Silvio Berlusconi. Berlusconi, addio e lutto nazionale tra le polemiche. Oggi in Duomo il funerale di Stato, Camera e Senato fermi per 7 giorni. Da una parte del PD arrivano critiche alla scelta del governo, inopportuno.
Milano si prepara a dare l'addio a Silvio Berlusconi con i funerali di Stato che si terranno oggi alle 15 in Duomo e saranno celebrati dall'arcivescovo Mario Delpini. In città arriveranno il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni e almeno 32 esponenti del governo con un volo di Stato. Intanto non si arrestano le polemiche per il proclamato lutto nazionale. Ma passiamo alle notizie che riguardano la provincia di Belluno. Siamo a pagina 17. Fibra ottica in tutte le scuole di Belluno, ma la Gabelli rischia di restare sconnessa. Problemi burocratici frenano l'istituto riaperto da un anno. I lavori sono stati fatti, ma nella sede provvisoria al parco. Internet veloce arriverà a fine estate negli 8 edifici ancora sprovvisti. Bene detassare in montagna, ma servono strategie più ampie. Questa è la dichiarazione di Sandro Lavanda, presidente degli alimentaristi di Confcommercio Belluno. Per il futuro però occorre lavorare anche su residenzialità, servizi ai cittadini, equilibrio commerciale e cura del territorio. Continuiamo con pagina 19, mondo del lavoro, EPTA, Costan, casting per 20 assunzioni, vogliamo crescere con i giovani. L'amministratore delegato Nocivelli guarda al futuro con ottimismo, potremo avere bisogno di altri collaboratori. L'intervista vi aspetta. A pagina 19 queste alcune sue dichiarazioni, gli investimenti su tecnologie e prodotti stanno riscontrando il favore dei clienti, al governo chiedo maggiore chiarezza sulla destinazione degli investimenti. E a proposito di lavoro c'è anche la cassa integrazione per gestire il mercato che rallenta. Clivet e Mitsubishi cercano collaboratori. Derigo Refrigeration in attesa di tempi migliori. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio alla bella notizia riferita ai donatori di sangue. Ieri la giornata mondiale donazioni di sangue, la ripresa è costante. In 6 mesi raccolte quasi 6.500 sacche. Sono in aumento anche i donatori, 611 gli aspiranti, mancano medici a Belluno, solo 2 su 5 previsti. Questi i numeri delle donazioni nel 2022, sangue ed emocomponenti, in totale 14.739 donazioni, di cui 4.322 del distretto di Feltre, 10.410 del distretto di Belluno. Andiamo avanti con le notizie che riguardano la provincia di Belluno. Siamo a pagina 21, la sentenza, fatto di cronaca giudiziaria, truffa a un malato terminale, promoter stangato, l'agente finanziario è stato condannato anche a pagare il risarcimento danni alla vedova, quantificato in 46.000 euro. L'operazione dei carabinieri, furti in casa, presa la banda dell'Audi nera, in carcere zio e nipote, domiciliari un secondo nipote, entrati in azione 3 volte tra Belluno e Rimana, spaccata nel parcheggio di Santa Croce. Altra notizia di cronaca giudiziaria, il caso pestarono un tassista, se la caveranno facendo volontariato. E continuiamo con pagina 22, sabato la presentazione allo Sperti un codice di condotta per individuare gli abusi sui bambini. Il personale sarà formato contro le malpratiche per individuare eventuali segnali da attenzionare. Sempre dal capoluogo, lavoro in estate, un nuovo Belvedere e Piazza Castello sarà senza barriere. Isbrec, si parla di fascismo venerdì a Borgo Piave. L'appuntamento è fissato alle ore 18 nella sala Chase, appunto, di Borgo Piave. Feltre, amante dell'arte, architetto, benefattore, la città piange Ferruccio Franzoia. Il dono della sua collezione di vetri artistici con oltre 800 pezzi ha rilanciato l'immagine della Galleria Rizzarda. L'assessore Bona è stato protagonista del mercato artistico degli allestimenti. E in suo ricordo, Sgarbi, sensibile e raffinato sui vetri, era un vero esperto. Siamo a pagina 24, Querovas, posa della fibra ottica Open Fiber in paese, apre i primi cantieri. Zanolla era una richiesta pressante di aziende e cittadini. L'anno prossimo ci sarà l'offerta per la connessione veloce. Sempre da Querovas, Palavas avanti tutta, consegna della palestra per il mese di ottobre. Ieri a Feltre, Consiglio Comunale sulle scuole, doppia deroga su Negrelli per dare via libera al progetto di ricostruzione. E ancora da Feltre, scoprì la truffa sul bonus 110%, sacchette e meditazioni legali. Il feltrino era stato derubato dell'identità per innescare una cessione del credito. Sempre dal Feltrino, Arsier, pagina 25, raccolta rifiuti pagata a peso d'oro, c'è chi supera i 5.000 euro l'anno, Brandalise del bar, il mondo di Ciorci, costi del genere sono fuori dal mondo, rinuncerò ai bidoni. Per aziende e negozi l'alternativa è pagare l'accesso annuale all'ecocentro comunale.
Arsi è tempo di Summerfest agli impianti sportivi e ancora l'orzo protagonista a Pedavena. A metà luglio l'apice della festa. È già partita il tour itinerante per celebrare la birra in edizione limitata nel Parco della Birreria, 2 giorni di concerti gratuiti e degustazioni. Siamo in Valbelluna, Sospirolo, pagina 26 del Corriere delle Alpi, più di 100 posti auto alla Soffia, arriva il parco estivo a pagamento, via libera l'allestimento con 2 parcometri rimovibili, il sindaco De Bon, in autunno lavori per la elettricità. Non ci saranno stalli tracciati a terra per rispettare le norme dell'area protetta. Sedico, incontro con il parco sul ritorno del lupo nei territori alpini e ancora narcisi in fiore, bilancio positivo, Deola migliaia i visitatori. Questa è la dichiarazione dell'assessore del comune di Borgo Valbelluna. L'approfondimento del Corriere delle Alpi, che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno, ci porta a Longarone. Eco Rav, sciopero e presidio di protesta, una reazione chimica dietro l'esplosione di cui ne abbiamo parlato nell'edizione di ieri. Nell'assemblea dei lavoratori, ieri è arrivata anche la voce del collega Sacchet ferito, ha ringraziato tutti i ragazzi. Indagine aperta, la procura nomina un perito per ulteriori accertamenti. Al Pago, fine scuola per gli alunni alla scoperta del Dolada e della latteria di Garna. Codissago, Nicolò morì a 2 anni, le indagini sono chiuse. Morto a 2 anni per aver ingerito hashish, l'autopsia del piccolo Nicolò è sul tavolo del pubblico ministero Simone Marcone. Il medico legale Antonello Cirnelli ha consegnato in questi giorni i risultati della consulenza del 3 agosto dello scorso anno e il magistrato è in grado di chiudere le indagini sul padre Diego Feltrin. Ponte nelle Alpi, auto a fuoco a Paiane, intervento dei pompieri e sempre da Ponte, riscaldamento a legna, lo sportello è aperto. Passiamo in Agordino, siamo a Livinallongo, asilo di Arabba, partito l'iter per realizzarlo con i fondi del PNRR. Agordo del Vecchio, una messa a 1 anno dalla morte. E ancora indagano i carabinieri, malmenato il titolare del caffè Agordo, denunciato un vicino. Con pagina 29 le notizie che riguardano Cortina, casette del Codivilla, sopralluogo di Dalben, il commissario dell'US numero 1 per iniziare il recupero, 3 piani di intervento individuati nel complesso ospedaliero, Ghezze pronti ad approvarli in giunta la prossima settimana. E sempre da Cortina, chiave in festa per salvare l'antica cappella del patrono. Servono 150.000 euro per mettere mano al tetto e ai serramenti dell'edificio sacro. I proventi della sagra di Sant'Antonio sono stati destinati a sostenere il restauro. Comelico, Santo Stefano, prevenire le truffe, tanti anziani all'incontro con i carabinieri. Pieve di Cadore spacciava il parco a obbligo di firma. E ancora la gara è all'insegna del rispetto ambientale. Pescatori green sul lago alla ricerca di Max Lucci, notizia in questo caso che ci porta nel lago del centro Cadore. Dalla rubrica Cultura e Società alla rassegna dell'estate, incontri al crocevia della letteratura, a Cortina si scala una montagna di libri. A luglio e agosto tornano gli appuntamenti con gli autori, Ucraina in primo piano e grandi temi internazionali. Venezia, il teatro ha diritto di cittadinanza nelle gallerie dell'Accademia e adesso dalla rubrica Giorno e Notte l'evento Feltrin Festa Suon di Musica, 11 gruppi in centro storico. Sabato le esibizioni e mercoledì 21 la lezione e concerto dell'organista Perer Fusaro, il sindaco rassegna di qualità che sono certa richiamerà una platea importante. La poesia Bozza guarda dalla finestra ed è secondo alla Serpe d'Oro. Continuiamo con il teatro, classica lo spettacolo dei ragazzi del Renier e ancora arte sabato alle memorie del Mali di Irene Lopez de Castro. Dallo sport bellunese, calcio, un esco tra campo e problemi giudiziari, sono un uomo libero quindi posso giocare. Il centrocampista di Sedico ha fatto ricorso contro la sentenza per stupro di gruppo e sarebbe ad un passo dal firmare per il Cavarzano. La Diola Dolomiti hanno approfittato del caso solamente per risparmiare soldi. Se dovesse servire andrò anche in appello, molti amici mi hanno dimostrato solidarietà. L'intervista di Aspetta a pagina 34. Pagina 33, basket, Serie D, Valbelluna, coach idolo lascia e ci sono altre perdite pesanti. Motociclismo Superbike, debutto a Misano per il fan club di Axel Bassani, ora tutti a Imola. L'ex azzurro elogia le 3 squadre, Corrado Pilat promuove il rugby bellunese, il movimento è in continua crescita. E ancora l'Italia di Mancini parte all'attacco, ok a Immobile, Chiesa e Retegui. Nation League, domani sera la semifinale con il Tabù Spagna, una sola vittoria in 10 gare. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso più probabile durante le ore pomeridiane su rilievi e zone limitrofe.
È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.